Ok ragazzi, ciao e benvenuti nel sesto episodio. Come vedete ho comprato la telecamera nuova. Allora, vediamo un po' dove eravamo rimasti con la nostra partita. Eravamo pronti a passare il turno, mi pare, con loro che stavano andando a Roma, correndo il rischio della scomunica. Tanto, ormai le relazioni con il Papa sono perse tutte. I francesi che mi assediano Milano. Scusate se ripasso tutto, ma è una settimana che non gioco, quindi... Perché siccome durante la settimana lavoro e studio, non ho tempo per giocare, gioco il fine settimana, allora faccio un attimo un recap della situazione. E poi c'era questo assedio che era la cosa che mi premeva di più, perché ci sono parecchi tedeschi qua. No, non mollare l'assedio. Dopodiché qui loro hanno queste unità qui che sono parecchio forti. Questi arcieri a cavallo Vardariotai. Non hanno moltissimo attacco in corpo a corpo, ma hanno tanta difesa. Adesso io qui dovrei avere abbastanza truppe per difendermi e comunque altre truppe in arrivo. In più sto ampliando la flotta. Non mi è venuto un dubbio. Allora vabbè, questa qui la cambio in città, perché comunque Venezia si basa tanto sulle città e sul commercio. Fai ottime unità anche con le città, a differenza di altre nazioni, e quindi la maggior parte devono essere città. Mi viene il dubbio se trasformare Palermo in una città oppure tenerla. L'unico motivo per cui me la terrei è per fare la fanteria pesante veneziana, che è una delle unità più forti del gioco, ma vedremo, tanto ora soldi non ne ho, quindi l'assedio di Milano è stato interrotto. Generale siciliano, proviamo a ucciderlo. Ai ai ai. Speriamo che non me lo uccidano. Sgamato e sgamato. Cazzarola. Ecco. Peccato, è stato un bravo assassino, ha ucciso il capofazione francese. Non ho moltissimi soldi. L'esercito tedesco se n'è andato ed è bloccato da un esercito di ribelli qui sulle Alpi e hanno lasciato scoperto Bologna. Vedete, questo gioco in realtà non è difficile, perché anche in difficoltà massima la CPU comunque è stupidissima e sposta gli eserciti completamente a caso, quindi non c'è nessun motivo di preoccuparsi di quello che facciano. Però questi spagnoli qui non mi piacciono. Non penso ci sia molto che si possa fare in questo turno, perché non ho molti soldi. Venezia è pronta per essere allargata. Spostiamo questo esercito. Andiamo a prendere Roma. Sono parecchi, ma dovremmo riuscire a batterli. Unitevi pure, ma siamo più uomini possibile. E qui bisogna cercare di spostare queste truppe, sperando che non ce le affondino, ovviamente. Merge. Lasciamo qui solo loro. Carichiamo le navi e proviamo a sbarcare qui per conquistare anche la Corsica. Dopodiché io ho la mia spia e voglio mandarla qui per controllare un po' i veneziani. Scusatemi, c'è un po' di casino sulla mia scrivania. E ho il mercante qui, non ho niente da fargli fare. L'assassino è morto, non ho soldi per reclutarne altri. Questo mercante qui, 17 fiorini per turno, dai, piano piano recupererà i soldi che mi è costato. Qui ci sono le flotte bizantine che affonderei volentieri. Non capisco perché ho reclutato questi uomini qui, costano solo tanto da mantenere. Tanto per tenere buona popolazione bastano questi balestrieri o al massimo faccio un'unità di contadini in più. Devo tenere d'occhio i siciliani, perché una volta liberata questa zona qui dai tedeschi, questo esercito lo farò scendere qua, nei Balcani, per annientare la fazione siciliana. Loro conquisteranno Roma e poi andranno o in Francia, o forse potrebbero sbarcare anche in Africa. Vedremo un po' come si evolverà la situazione. Bene. Altri 2 turni prima che Bologna si arrenda. Sono decisamente inferiori a me, ma preferisco aspettare.
Qui però c'era l'imperatore una volta dentro. Perché adesso non c'è più? È morto il capofazione? Forse era vecchio? Eh sì, 37. Probabilmente gli è morto di vecchiaia il capofazione mentre era dentro la città. E quindi hanno perso ancora... Non che fosse un gran capofazione da quello che mi ricordo. Però hanno perso ancora più possibilità di vincere. Ah, è vero, io ho questo diplomatico qui che non sta facendo niente. Quanti anni ha? 51. Ormai questo qui morirà. Non fa neanche in tempo a tornarci a Venezia. Vediamo un po' da chi potremo andare. Se fai in tempo prima di morire, sali qui dai russi. Volevo tenerlo qui per aspettare che arrivassero i mongoli e provare a fare qualche accordo con loro. C'è anche questo esercito che mi piacerebbe annientare. Vabbè, passiamo anche questo turno. Ecco, lo sapevo. Almeno non me li hanno uccisi tutti. Cioè, non mi hanno affondato la nave, quindi l'esercito è ancora vivo, però ho capito che non è una buona idea mandare i soldati con le navi in giro così. Dov'è la mia barca? Qui avrei dei soldati, ma non so se riuscirei a mantenere un assedio contro i Mori, che sicuramente adesso mi attaccheranno. Io quasi quasi sbarcherei a Tunisi e la conquisterei. No, va, meglio difendere. Meglio difendere questa città. Oh, ci credi che non ci arrivano di così? Non posso sbarcare le truppe. Speriamo che non mi attacchino, se no me le uccidono. Un altro turno prima che si arrenda. Questa volta ho parecchio denaro ed espando Venezia, 4500. Ok, no, costruiamo questo. Milano è sempre sotto assedio. Ma non sono troppo preoccupato perché non ho proprio delle brutte unità dentro. Soprattutto se loro mi attaccano contro unità di cavalleria dovrei farcela. Anche con quella milizia lì. Uniamo le flotte. Loro sono in guerra con me, sì. Quindi perché non annientarli? 7-4, no, lasciamo stare perché in campo aperto è dura inseguire gli arcieri a cavallo. Relazioni peggiorate. Ok. Vediamo se qua si riesce a reclutare qualcosa. No, niente. Vediamo se qui riusciamo a fare qualcosa. No, niente da nessuna parte, ragazzi. È una giornata, è un turno fermo. Non c'è un granché da fare. Ah, ecco, qui si stanno costruendo le miniere, per quello ho così poche entrate. Però quasi quasi aspetterei e espanderei ancora la città. Aspetterei il prossimo turno in modo da avere i soldi che mi servono. Italia militia. Non mi dà molto in termini militari passare le mura, però voglio espanderla. Tu passa, bravissimo. Ovviamente mi hanno attaccato. Ho perso tutti gli uomini. Ecco qui. Ok ragazzi, il Sacro Romano Impero mi attacca. 540 contro il 1200, ma sì dai, voglio distruggerli completamente. Adesso ci divertiremo un po'. Sono in netta superiorità in tutti i campi, quindi sarà una specie di macello. Ok, poi non mi hanno neanche attaccato dall'interno delle mura, quindi mi danno anche il tempo di posizionare le truppe. Però effettivamente attaccarmi dall'interno delle mura non sarebbe stato un granché, li avrei semplicemente ammassati tutti lì e li avrei fatti a pezzi. Ok, allora probabilmente il grosso dell'esercito mi arriverà da dietro, perché quelli che mi attaccano, che mi arrivano da davanti, era un esercito piccolino, quindi sono abbastanza sicuro di voler posizionare le mie truppe qui. Magari mi sbaglio e faccio una figura barbina, ma proviamo. Allora, voi invece stendetevi bene. Ok. No. Ok. No, sono troppo lontani, non voglio andarli a prendere. Meglio distruggere questa gente qui. Voi portatevi qui. I balestrieri li mettiamo subito dietro. Voi portatevi qua sperando che non ci attacchino. Queste qui sono unità del cazzo. Sì.
Fa schifo, a parte questi. Non li vedo perché sono troppo distanti, ma dovrebbero essere Armored Sergeants. Quindi li annienterò senza problemi. Questo esercito invece, ragazzi, fa schifo. Aspetta, un militia. Cioè, perché io adoro le milizie. Per quello uso le fazioni italiane. Perché hanno delle milizie forti e fiere. Guarda che fighi che sono. Col cappellino, tutta l'armatura. Questi qui sono dei buffoni. Cioè, la mia milizia ha 14 di difesa, la loro 7. È il doppio. È gratis da mantenere, cioè. È tutto un altro mondo. Perché a me piacciono gli eserciti che si possono ammassare e che comunque sono efficaci. Infatti su Shogun uso solo Ashigaru con moschetto, Ashigaru con la lancia e via. Sono un grande fan di queste tattiche. Infatti, come vedete qui, lancia balestra e via. Anche su Mountain Blade, Roduk, picchieri, balestrieri. La partita è finita. Ok, forse vediamo di posizionarci il meglio possibile. Correte tutti. Non dovrebbero essere un problema questi 47 Peasant Archers. Voi dovete sparare alla guardia del generale. Tra l'altro devo stare attenti che questi balordi qui non mi prendano da dietro. Perfetto. Ma non è neanche la guardia del generale, sono solo della cavalleria, ma adesso li faccio a pezzi. Più che altro vorrei tenere d'occhio questi qui, ma sono ancora distanti. Andiamo a goderci un po' la battaglia. Spostiamo i balestrieri sulla collina, tanto non servono più. It is unwise to praise the day before sunset, but our men are winning the battle and forging a worthy victory. Dai, ok. Messi facilmente in rotta. La loro cavalleria ovviamente non può fare praticamente niente contro le mie lance, perché la cavalleria potrebbe, ma non quella, perché non è molto forte. Spostiamo tutte le truppe, che non me ne frega niente. Sentite la colonna sonora. The battle is in our favor. If we remain true and wholehearted, victory will be ours. Catturiamo più prigionieri che possiamo, perché come sempre il nostro scopo è fatturare, monetizzare. Monetizziamo questi soldati. Vediamo se scappano ancora. Dai, prendeteli da dietro voi. Dobbiamo... Beh no, sono ancora distanti. L'altro esercito è ancora distante. Abbiamo tutto il tempo che vogliamo per annientare sti balordi. Ecco qua. Vediamo se riusciamo a uccidergli il capitano. Cazzarola, però mi hanno ucciso abbastanza gente. The enemy general has no honor. Only half the enemy force remains.
No, 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 no. Cosa fate voi? Cazzo, infatti ho visto che perdevo uomini, ho detto cosa succede, guarda, guarda che stanno attaccando. Oh, mi tirano. Dai, spostate via. I miei balestrieri faranno piazza pulita di sta marmaglia. I balestrieri sono molto molto forti. Ma non si arrendono comunque questi qui. Insistono a volermi attaccare. Ma dai, bisogna dargli atto di essere abbastanza coraggiosi. Dov'è? Ecco qui. Catturate anche questi. Poi spostatevi qui. Ok, questi stanno scappando. Sparate a questi qui in modo da mettere in rotta anche loro. Voi inseguite questi a questo punto, che prendiamo qualche altro prigioniero, anche se ne abbiamo già abbastanza. Oh, 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 oh. Sta arrivando il resto dell'esercito però. But our men are winning the battle and forging a worthy victory. Ok, no, balestrieri, riposizionatevi bene. Catturate anche questi prigionieri qui. Vediamo se riusciamo a prendere questi arcieri. Voi correte, sbrigatevi a mettervi in posizione. Ho paura a mandare questi dietro perché ho paura che vengano caricati da qualche unità di cavalleria, ma da quello che vedo loro hanno queste due, ma speriamo di no. Poi dovremmo riuscire a scappare, insomma. Adesso sì, i miei balestrieri sono incomodo. Vediamo di annientarli. Sparate al loro generale. The enemy flees the battle. Run down those worthless peasants. L'unico difetto dei balestrieri è che hanno poche munizioni, secondo me. The battle is in our favor. If we remain true and wholehearted, victory will be ours. Sentite le frecce. Ok, come avevo paura succedesse, il generale si sta spostando di qua. Spero che non mi attacchi. Le loro truppe mi ingaggiano e sono già in rotta. Ascolta, carichiamoli noi. Ovviamente stanno provando a caricarmi il generale. Merda. Bisogna cercare di accerchiare la loro guardia del generale. Quindi se noi mandiamo in fuga questi, ovviamente non mi sta attaccando nessuno, ma vediamo di riuscire a uccidergli anche l'imperatore. Vabbè che tanto non scappano da qua perché
ormai la causa è persa per loro. Cioè, se perdono questa battaglia muoiono tutti comunque. Quanto inutili sono queste milizie. Si potrebbe fare una challenge di vincere la campagna usando quelle, secondo me è impossibile. Sono più forti i contadini. Cioè questi qui hanno un morale così basso. Cioè scappano subito, sono forti solo in difesa. Quello servono a difendere le città. Che in effetti è realistico perché è il ruolo che ricoprivano. Ok, facciamo... Oh. Basta sparare, basta sparare. Facciamo più prigionieri possibili. Il loro generale non lo catturo, ma amen. Milizie ferme. Ho perso un po' di uomini però, 10%. Ho perso circa 260-300 uomini. No, correte qua. Se vuoi catturare prigionieri nemici in Medieval non devi attaccarli, devi corrergli in mezzo. Poi una volta che gli sei in mezzo dici ai tuoi uomini di attaccare. Infatti ho sbagliato. Dai, 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 correte. Una volta che sono in mezzo, vediamo. Attaccano già di loro, ma se una volta che sei in mezzo e dici di attaccare, se mi ascoltassero e se andassero di là, ma una volta che sei in mezzo e dici di attaccare, catturano tutti. L'ho già mostrato anche nell'altro video. Oh, ora attaccate. Eccoli qua, guardate come vanno giù. Ok, adesso aspettiamo che siano in mezzo, in mezzo, in mezzo. Catturate. Abbiamo fatto un po' di prigionieri, 624, 630, non è male. Dai, non ho più voglia di inseguire i prigionieri. Tanto so che non accetteranno mai il riscatto. Effettivamente catturare troppi prigionieri potrebbe essere controproducente, perché se ne catturi meno e loro possono permetterselo, pagano riscatto. Ma se ne catturi troppi e loro non possono permetterselo, te lo rifiutano. Quindi finiamo la battaglia qui, tanto non è niente di valore. 207 uomini, no dai, ho perso pochi uomini, vabbè, ma era un po' squilibrata come battaglia. 2200. Rejected. Città occupata. Ok, i bizantini mi attaccano, ma non è un problema, presto romperemo anche il blocco navale e da Heraklion finalmente si spera di riuscire a liberarsi. Ok, qui c'è solo un generale. Noble Lord, command me. Orders. Yes. An honor to serve. Command me. With God's blessing and yours, I will enjoy your land. Vediamo di liberarci un po' di questi balordi. Ok, ho 12.000 fiorini ora. Portiamo avanti Venezia. No, Bologna la lascio così per ora. Vediamo di costruirci un mercato magari. E queste. Vediamo a Napoli se si può fare qualcosa. Dai, un mercato. Dai, trasformo Palermo in una città. Non me ne frega niente della fanteria pesante. Cioè la farò più avanti quando troverò delle fortezze già fatte. Allora, ci becchiamo una scomunica. Scomunicati e in guerra con il Papa. My lord, 11 turni. Scomunicato. Francia. Moors mi hanno dichiarato guerra ai Mori. Cioè, nonostante la perdita di 4.900 perché sto costruendo tante cose,
comunque abbiamo un ottimo patrimonio. Perché? Perché ho tutte città. Ho tutte città. Cagliari me l'hanno incredibilmente lasciata stare. Hanno ricaricato i soldati, non si sa perché. Vabbè. Vediamo un attimo di An honor to serve. vedere che altro si può fare. Your Majesty. As my lord wills. We 7 a march to 4. battle. Aspetto che mi attacchino loro. Ah sì. Crossing to engage, Affondati. my lord. A glorious triumph. Attacking on your command. Victory! We shall continue tomorrow, my lord. We shall continue tomorrow, my lord. Yes, Passiamo sto turno e andiamo avanti. Da quanto tempo è che sto registrando? Un attimo che guardo perché non vorrei... 26 minuti, sì dai, altri 20 minuti li facciamo. Siamo ancora all'inizio dell'episodio. an order. Anoda, Very Bologna. good, my lord. Bologna c'è una rivolta. I shall rest here, my lord. Allora, e Firenze. E anche Firenze c'è una rivolta. Yes. Orders. Reclutiamo altri uomini per cercare di mantenere l'ordine. Your orders, number one. God will be with us, men. No, 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 no. Cancel, 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 cancel. Cancel. Oh, avevo sbagliato a schiacciare. Allora, o mando dei soldati qui per fermare le rivolte, o annientiamo qua. Ma sì, We will annientiamo. engage them honorably, my lord. The day is out. Non sono riuscito a uccidergli il generale. Orders. Bene, tu torna di qua. Riformiamo l'esercito e andiamo, anzi andiamo As you direttamente will, qui. my lord. We march to battle. Vediamo quali sono Yes, lord. God will gli be with equilibri us, della men. battaglia. To battle. 1 a 1. Ha un bel esercito lui. Balestrieri. Soprattutto a 3 generali. E poi insomma è il Papa, cioè ci mancherebbe che non fosse forte. 4000, infatti cosa faccio? Mando altri uomini. Your orders, number Ah, one. 2 solo mi servono. An honor to serve. Mandiamo i 2 balestrieri Yes. e teniamo qui la milizia. Continue tomorrow, my lord. Noble lord. Vediamo se qui si può finalmente reclutare qualcosa. Un mercante, vabbè dai, facciamo il mercante intanto. Iraklyon, la situazione è sempre ferma. Eh sì, vabbè, non posso sistemarli ancora. Quanti turni resisto? Ancora altri 5. Penso mi attaccheranno. Non penso siano così intelligenti da aspettare. Boh, vediamo se si può costruire qualcosa. Costruiamo questo per l'ordine pubblico a Milano e questo per l'ordine pubblico a Genova. Riportiamo le navi indietro. Ovviamente ho fallito la missione di Ajaccio e di Rodi. No, Ajaccio era quella vecchia, Rodi è quella che mi hanno chiesto di conquistarla, ma ho perso il capofazione, l'erede al trono, 1500 uomini, perché ho caricato tutti su una nave. Your will. Orders. Yes. Vediamo se si riesce a sistemare la situazione qui. Lord. Yes, my Prende lord. Tanza This is Gabria. where we shall meet the enemy. A good day's march ends. Orders. Spostiamo le truppe qua. Command. Onward. Your Majesty. Yes. Voi tornate indietro Command. e voi unitevi a questo esercito qui. Bene. Bene, 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 bene. Altri 9 turni prima che si arrendano, ovviamente attaccheranno alla fine quando avranno perso un sacco di uomini. Ok, abbiamo passato Palermo, ma... Abbiamo passato Palermo, ma c'è un problema, sono in rivolta. Abbassiamo le tasse. Questo qui sembra abbastanza rapido da costruire.
Speriamo che non si ribellino, perché non avrei un esercito da mandare. Lo scomunica pesa effettivamente. My lord. Opening trade lane. Scusate, faccio una pausa, vado in bagno. Ok, sistemato. Allora, eravamo rimasti all'assedio di Roma. Fra 9 turni si arrendono. Ho 6.000 fiorini. Costruiamo. Qui potrei costruire questo per l'ordine pubblico, questa, e poi voglio la caserma tanto perché non mi serve. Firenze non è un posto in cui recluto i soldati. Qui sto già costruendo dappertutto, insomma. Voi andate a Zagabria. Dopo Zagabria in teoria ai siciliani rimane solo Ragusa, a meno che non abbiano conquistato Durazzo, ma dubito. Quindi siciliani, milanesi, siciliani abbiamo annientati, poi manca solo il Papa e abbiamo annientato tutte le fazioni italiane. Siamo stati abbastanza bravi, dai. Ho 4.500 così non so più come spendere i soldi. Ne ho troppi, cioè. Guardate quanti soldi guadagno. Ecco qui Baghdad che la cercavo. Guardate quanti soldi ho, Dio Cristo. Cioè, non riesco a spenderli. Sì, dai, allora. Anzi, sì che c'è un modo di spenderli. C'è un bel modo di spenderli invece. Facciamo eserciti più grossi. Facciamo eserciti più grossi. Oh, ho ampliato la città. Costruiamo la caserma, costa 4.500, però io farei il porto, il mercato, il fabbro qui e poi la caserma. Andiamo a Napoli, vediamo se si può fare qualcosa anche qui. Voglio costruire fabbri dappertutto in modo da avere ottime unità. Costruiamolo per ultimo però, prima gli edifici economici. Ok. Sto aspettando che questi mori mi attacchino, io qui soldati non posso farne, ma anche se li faccio è inutile. Poi sono in guerra con me, questo è il bello, ma non mi attaccano. Polonia. Vediamo qui. Boh, poniamola sotto assedio. Fanno schifo questi, però li userei solo per riempirmi. Solo per riempirmi un po' l'esercito, dai, facciamoli. E dopo Ragusa, dove hanno tutti, guarda, faction leader, faction heir, no, family member. L'erede al trono forse è qui, non lo so. Ma a me interessa sapere se si sono espansi da altre parti. No, Durazzo e dei bizantini. Altra cosa da conquistare. Ho paura che conquistando queste zone gli ungheresi mi dichiareranno guerra. Vediamo se riusciamo a fare un diplomatico da mandare in giro qui. Questi spagnoli del cazzo mi stanno bloccando la città. Li avrei anche attaccati che sono parecchio forti. Hanno tantissima cavalleria. Qui quanti turni ho ancora? 3 turni. Non mi vogliono proprio attaccare questi. È che se io li attacco non so se ce la faccio. Beh, dovrei risolverlo automaticamente, ma corro il rischio di perdere la battaglia, di perdere la città, cosa che non voglio. Chi lo sa cosa fare. Ho un po' di raffreddore. Forse dovrei cercare un fazzoletto. Vabbè, passiamo il turno. Baghdad è ancora in mani ribelli. I francesi insistono su Milano. E avanti ancora continuiamo. A Ragusa i siciliani hanno amassato un po' di uomini finalmente. Sto solo aspettando un Papa election.
Io sono comunque scomunicato. Sì. Strongest faction. Stiamo abbondando con le truppe qui cava perché non voglio truppe in più rispetto a quelle che si possono mantenere. Qui a Bologna stiamo ammassando un bel esercito anche qua. Vediamo, ecco, ovviamente non può uscire. Orders? As you will, my lord. We march to Che è battle. il faction leader? No, è un generale. Vabbè, annientiamolo. Ransom, cioè loro hanno accettato il riscatto per delle unità che adesso spariranno perché il loro generale è morto. Meglio così. My lord, we are victorious. The enemy has fallen. We are victorious. Yes, lord. Ripariamo. Majesty. Noble lord. Yes. We will engage them honorably, Andiamo my lord. subito a Ragusa. Make camp, men. We rest here. Detto Mein Kampf, man. Plotting course now. Ok, quanti turni ho ancora? 2. Spero che mi attacchino, se no Talk is cheap. la città è persa. We would see you E adesso sono tanti. Non riuscirei proprio a vincere. Yes. This is where we Forse la shall città è meet persa, them. ragazzi. Ready to trade. Passiamo il turno e speriamo. Accettiamo tutti i matrimoni. Where to, sire? Quanti anni ha la mia spia? 55. An honor to serve. God will be with us, men. To battle! God bless us in this siege, my lord. Besieging forces reporting, my lord. Ho paura che a Zagabria si ribelleranno. I will Quanti only uomini address hanno you in qui? battle. Orders. Command me, Ho paura che a Zagabria si ribelleranno. lord. Voi dovete An spostarvi honor, da qui. but I am not here to Perché siete parley. qua? An Che mi honor, occupate il but passaggio. I am Io devo not spostare here gli to uomini e voi parley. siete in mezzo. Allora o vi dichiaro guerra o vi spostate voi. Ma aspetto altri 2 turni, poi ammasso l'esercito e vi attacco, non me ne frega un cazzo. Belli gli avvisi, bellissimi. 2900, 6 turni prima della resa di Roma. infidel. Infidel. E C. E poi starnutisce. Vediamo se qua si riesce a fare qualche truppa. I motivi dell'arresto sono soprattutto lo squallore. Quindi facciamo questo. Normale. Anche qui riportiamo su. Oh, il carroccio. Questa è fortissima. Perché l'unico problema della milizia è che non hanno un buon morale. Però con quello sei a posto perché dà un grosso boost al morale delle With truppe. God's blessing. Passiamo il turno. Oh, alla fine l'hanno presa. Battaglia interessante, ma dovremmo riuscire a vincerla, insomma, tutte cavallerie. Facciamola, facciamola. Non voglio rischiare di perdere Milano facendolo in automatico, quindi speriamo di vincere. Allora, vediamo un po' come si vogliono posizionare. Vogliono entrare tutti dalla porta, ottima scelta. Noi buttiamo un bel po' di skilltron qua.
Vediamo di metterli bene 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 che occupino bene la porta. Voi che siete un po' più deboli state indietro perché non voglio perdere l'intera unità. Beh ok, ho detto vicino alla porta ma non intendevo così attaccati. Dai. Se gli prende fuoco l'ariete rido. Ma però voglio sistemarli bene. Allora questi qui sono messi bene. Ha preso fuoco l'ariete. Ovviamente non li prenderò mai, ma... non ci credo. Non ci credo. Fate has been kind to us and delivered us victory. It could easily have been us. The day is ours, Lord. Che bello sto The gioco. enemy are beaten. Zagabria si è tranquillizzata, bene bene bene. Cosa vogliono i bizantini? I bear a message that you would be wise to heed. How could you ask these diplomacy failed? Io vi annienterò bizantini, che vi piaccia o no. Vi pentirete di avermi conquistato quella città. My lord. Palermo. Your Majesty. Abbassiamo le tasse, va. Firenze, lo sistemiamo così. Ci buttiamo dentro un altro po' di unità. Allora, voi dovete God bless you, spostarvi. noble lord. Cioè, almeno non è una domanda, è un'imposizione. Dovete cavarvi dal cazzo perché sennò vi anniento. Vi prendo con un esercito dietro, uno da davanti e Find me, vi yes. demolisco. Catch me. Retrain. Diplomatico, un mercante, una spia. Sì, dai, facciamo un po' di agenti. Hanno un esercito fuori, vuol dire che forse hanno un'altra Come città. face me. Però non credo perché queste sono ungheresi, quindi Without a trace. I simply non dovrebbero avere cannot nessun altro. do this. We would see you dead, heathen. 6 turni alla resa. An honor to serve. We will engage them honorably, my lord. Aspettiamo ancora, a me piace prenderli per fame i nemici. Allora. Orders. Yes. Io direi di finire questa puntata qui. Anche perché in questo turno non c'è molto altro da fare. Yes. My lord. Portiamo via il nostro mercante. Yes, my lord. Da qualche parte qui lo Full portiamo. sails. E speriamo insomma di fargli fare un po' più soldi. Va bene ragazzi, allora finiamo qui questo episodio. Siamo messi bene. Nel prossimo vedremo di annientare definitivamente i siciliani. Ciao ciao ragazzi.